I camion fermi davanti al cancello non permettono né l'entrata né l'uscita di nessun mezzo. Insomma, da questa mattina nessuna azienda può scaricare. All'Ilva di Porto Marghera, così come nella sede padovana, è iniziata la protesta degli autotrasportatori che non vedono soldi dal mese di aprile. Sono ormai all'esasperazione. Se non verranno saldati i debiti, il rischio è che le stesse attività chiudano. Siamo costretti a fermarci perché purtroppo sta diventando una situazione insostenibile e non possiamo più in nessun modo andare avanti. Noi abbiamo i pagamenti a 30 giorni, ormai sono 6 mesi che sono carenti. Non entra più nessuno perché è inutile che entrino e lavorano gli altri che prendono i soldi non ne prendono neanche loro, ma almeno che stiamo fermi tutti, dimostriamo che vogliamo insomma vedere qualcosa anche noi. Arrabbiati. Più che arrabbiati. Noi abbiamo investito per tanti anni per questa azienda e purtroppo garanzie non ce ne sono più. Fra l'altro siamo da aprile che non percepiamo più, siamo fermi con i pagamenti da aprile e questi tempi siamo arrivati al limite. Il debito dell'azienda nei confronti degli autotrasportatori ha raggiunto i 5 milioni di euro e questa mattina la notizia del blocco ha raggiunto la quasi totalità dei camionisti. Nessuna coda, nessun mezzo si è presentato ai cancelli. Basti pensare che su una ventina di aziende che vengono a scaricare in via Sali transitano in questo sito circa 300 camion al giorno. Oggi il piazzale è vuoto. Sono molto preoccupati perché Ilva dà delle risposte molto approssimative e queste non danno garanzia sul futuro né dei crediti né del lavoro. Nelle prossime ore, ci spiega il presidente FAI Veneto, decideremo che cosa fare, come continuare la protesta nel caso l'azienda decidesse di non dare delle risposte. Noi vogliamo sapere la realtà, vogliamo delle risposte, insomma. Noi non vogliamo sabotare l'azienda, anzi siamo qui per collaborare, però purtroppo l'azienda non ci dà nessuna risposta, non c'è più nessun referente, eccetera. Vogliamo sapere la nostra fine. I camion rimarranno lì, fermi, a testimoniare ancora una volta l'esasperazione e la disperazione dei lavoratori.